Almeno un centinaio di agricoltori con i loro trattori sono arrivati in massa a Portogruaro, hanno percorso le vie Matteotti, Trieste e Isonzo per poi riunirsi nel piazzale antistante all'ex Perfosfati di Via Stadio. Gli agricoltori sono scesi in corteo per rivendicare una maggiore attenzione, soprattutto dal punto di vista economico, da parte dell'Unione Europea e del governo. I problemi principali sono l'aumento dei costi di produzione e la diminuzione del reddito delle aziende dovuto all'abbassamento dei prezzi delle nostre produzioni. E principalmente i settori che soffrono di più sono i seminativi e gli allevamenti e soffriamo di una concorrenza sleale da parte dei paesi extra UE in quanto importano derrate alimentari che non rispondono ai disciplinari di produzione europei e nazionali, utilizzando anche fitofarmaci che qua sono vietati da diversi anni, e quindi questo va a creare una sorta di concorrenza sleale nei confronti dei nostri prodotti. I costi per le nostre aziende stanno divenendo più alti dei profitti, ribadisce Biancolina. Poi nei supermercati i prodotti subiscono aumenti ingiustificati. Sì, ad esempio la soia che coltiamo in Italia e in provincia di Venezia, che è la prima provincia nazionale per la produzione, è una cultura che è OGM free, cioè non OGM, e soffre la concorrenza della soia extraoceano, brasiliana, argentina e statunitense, importata, che è al 100% OGM, e non solo si mette in concorrenza con noi, ma è anche addirittura quotata di più, dall'1,5 ai 3 euro al quintale, rispetto alla nostra soia di filiera OGM free. Gli esempi sono diversi. Ad esempio il fagiolo borlotto fresco, a me come azienda è stato liquidato 1,65 euro al chilo, per dopo trovarlo nei banchi del supermercato dai 4,50 euro ai 5 euro. I manifestanti erano scortati dalle forze dell'ordine, hanno rallentato il traffico, ma non hanno creato problemi di ordine pubblico.